Castelfranco Veneto ha riabbracciato ufficialmente il proprio impianto sportivo rimodernato e riportato a norma, e lo ha fatto di fronte ad 800 spettatori al termine del derby con il Montebelluna, giocato dall'Itas Ital Project, la squadra maggiore della Giorgione Pallavolo. Erano anni che all'inizio del campionato si andava in comune per parlare di agibilità e loro ci dicevano che era impossibile. E allora non si sapeva mai di chi era la responsabilità se succedeva qualcosa. Finalmente abbiamo trovato questa soluzione, con pochi soldi abbiamo reso agibile il palazzetto. Con la posa dei seggiolini su tutta la tribuna, ora l'impianto castellano, struttura che ha più di 40 anni, offre uno splendido colpo d'occhio. La struttura tiene, bastava fare degli interventi di massima che vediamo qua. Rimettere a posto i servizi igienici, i bagni, rimettere le uscite di sicurezza, i servizi per le persone portatrici di handicap, e abbiamo ancora a disposizione il nostro gioiellino. È stato fondamentale il contributo dato dalla Giorgione Pallavolo nella figura dei propri dirigenti. Lino Perin e Angelo De Marchi hanno indicato la via, facendoci credere che il sogno si potesse realizzare. Mi hanno detto sin dall'inizio: Stefano, guarda che le norme antincendio in qualche modo si bypassano, ci sono delle deroghe, non arriveremo mai a avere 2000 posti, ma possiamo renderlo agibile al pubblico con delle piccole modifiche. Sono stati concreti e questo ha dato il là all'amministrazione per seguire tutto l'iter e arrivare a questa enorme soddisfazione per tutti noi oggi. Merita la città, sicuramente. Meritano le associazioni sportive, merita la pallavolo, perché in fondo se siamo arrivati a questo risultato molto lo dobbiamo anche ai nostri presidenti. Hanno fatto il massimo, si sono inventati e hanno cercato le collaborazioni a tutti i livelli. Questo di oggi è il coronamento. Se la società di pallavolo non avesse trovato la soluzione, probabilmente lo storico impianto cittadino sarebbe stato abbattuto. E invece eccoci qui, con una società che cresce sempre di più ed in tutti i settori e mantiene il ruolo di leader numerico nella pallavolo della Marca. Castelfranco da più di 40 anni è uno dei punti più cardine della pallavolo trevigiana, e le persone che vi operano, dal presidente De Marchi, dalla Toniato Anna Maria, sono due persone che lo portano avanti con dedizione e con spirito, e credo che il fatto che abbia oggi il maggior numero di tesserati come società della provincia si debba soprattutto a loro, ma anche agli sponsor e a tutti quelli che danno una mano a questa società che è su una piazza tra le più importanti della provincia. I numeri ci sono perché il lavoro di base è sviluppato e ben articolato. Prova ne sono i moltissimi atleti del giovanile che la domenica con le loro famiglie seguono gli incontri di B2. Sono loro il futuro non solo della Giorgione Pallavolo, ma della pallavolo in generale. Bisogna sempre creare entusiasmo e forza ai giovani. Ed ora con l'impianto rinnovato si lavora molto meglio. Fa la differenza proprio perché c'è una società che ci lavora bene, poi l'impianto è migliorato e quindi ci dà la possibilità di anche lavorare nel migliore dei modi. Per me è sempre particolarmente speciale giocare in questo palazzetto, perché è la società in cui sono cresciuto e quindi sono un giocatore di casa. Per me personalmente è un orgoglio, ecco. Chiaro, non penso sia mai facile per gli avversari, proprio per la struttura, un po' anche per il pubblico che spesso ci dà una mano. E quello sul palazzetto